È stato il padovano Matteo Struccul ad inaugurare questa sera presso il parco di Villa Cesarotti la prima edizione della rassegna letteraria Selva di Libri, percorsi di lettere e sensi. Il padovano, che si è fatto conoscere con la saga dei Medici, conquistando la vetta delle classifiche in tutto il mondo, ha descritto la figura di Giacomo Canova, protagonista del suo ultimo romanzo che verrà pubblicato in più di 15 paesi. Lo scrittore, vincitore nel 2017 del premio Bancarella con il primo volume della saga I Medici, un uomo al potere, vede al suo attivo altri 9 romanzi, 2 biografie musicali, 2 album a fumetti e diversi racconti. Dinanzi al pubblico con lui il regista, sceneggiatore, scrittore ed attore Giancarlo Marinelli, altra figura di spessore nell'ambito culturale del territorio. Altre 2 date ora aspettano gli appassionati di lettura: giovedì 12 luglio con lo scrittore Diego De Silva e la sua Superficie, e il 26 luglio con Pietrangelo Buttafuoco con I baci sono definitivi, rispettivamente presso il parco di Villa Cesarotti e piazza Puchetti. Sfisciamer Channel News Night, Selvazzano dentro.